Ciao, sono Giorgio Gobbo e sono un cantautore, e sono un compositore e sono l'autore della colonna sonora dell'Anno dei Sette Inverni e vi voglio raccontare com'è nato questo lavoro musicale. Ho avuto la fortuna di poter collaborare con lo scrittore Matteo Righetto, con il regista cinematografico Marco Zuin, e ci siamo incontrati virtualmente durante il mese di dicembre e da queste discussioni che abbiamo fatto sono rimasto subito molto suggestionato nell'immaginare questo scenario con un tempo congelato, un inverno che dura da un anno, che non sembra mai finire, in un ambiente montano, magari pieno di neve, in questo deserto che sembra essere il bosco durante il periodo dell'inverno, e un uomo solo che attraversa questi spazi, un uomo che cerca di conservare un piccolo fuoco di speranza dentro di sé. E a questo punto il problema era come intervenire per dare sostegno con la musica a questo racconto. Quando sei nel bosco come il protagonista o sei in spazi anche casalinghi ma dove non ci sono gli altri esseri umani, hai la sensazione di avvertire la presenza degli altri, sia persone, sia presenze magari animali, presenze della natura, come quasi fossero degli spiriti, appunto dei fantasmi. E quindi a quel punto ho deciso di sì, utilizzare gli archi, come avevo fatto con il lavoro precedente in teatro sulla Tempesta Vaia insieme a Matteo Righetto, Andrea Pennacchi, Carlo Carcano, Da qui alla luna, suonati in maniera non convenzionale, quindi sul tasto, quindi a creare degli effetti anche stridenti. E poi ho pensato che ci sarebbero dovuti essere i flauti, che per me il flauto è il suono della voce del bosco, dello spirito che sempre c'è dentro lo spazio naturale del bosco. E soprattutto mi piaceva l'idea di utilizzare il corno, questo strumento che ha la capacità di evocare la lontananza, la distanza, e quindi ben si prestava a descrivere anche la solitudine. A questo punto, una volta stabilita, diciamo, la tavolozza dei colori sonori, musicali, avevo bisogno di un nucleo melodico, di una melodia. E quindi ho imbracciato la chitarra e ho cominciato ad immaginare un tempo di danza, un tempo di danza popolare, come potrebbe essere il valzer o una mazurka. Nell'ora del tramonto mi sono immaginato questi spiriti che si davano appuntamento nel castello di Andraz, che è un rudere e non ha più il tetto e la neve scende e copre il pavimento, e quindi il luogo perfetto per un valzer di fantasmi. Avevo bisogno poi di una melodia e grazie a questa immagine mi è venuta questa melodia. Eccoli qui, i fantasmi che si danno appuntamento in questo salone coperto di neve, in questo castello senza tetto. A quel punto li ho immaginati cominciare a fare 7 giri di valzer, senza lasciare impronte.
A quel punto avevo il nucleo melodico, quello che mi serviva per poi elaborare per gemmazione tutte le musiche che sarebbero andate a sostenere gli episodi dell'anno dei 7 inverni. Questo tempo congelato dell'anno dei 7 inverni.